Nel giorno del devastante terremoto in Croazia, avvertito in tutto il Veneto, raffica di 9 scosse nella nostra regione, da Verona alla Marca, panico ai centralini dei vigili del fuoco intasati e gente in strada, nessun danno a cose o persone. Al momento della scossa principale, Zaia si reca nella sua San Benemeano, allertato dalla situazione. Ho visto scene di panico, l'assessore Botaccin, monitoriamo costantemente la situazione. Vaccino anti-Covid, dopo la giornata di domenica l'ULSS 2 mette a punto i prossimi step. Entro questa settimana in arrivo quasi 6.000 dosi, la prima fase di immunizzazione il 1 gennaio al Cafoncello. Vaccino e obbligatorietà per personale sociosanitario, l'ordine dei medici di Treviso, siamo d'accordo, e Confindustria Veneto rilancia, servirebbe anche nelle aziende. Approvato il protocollo tra regione e farmacisti, disponibili tamponi rapidi a 26 euro l'uno, servirà personale sanitario e spazio adeguato. A Treviso si parte già domani. Moda e cultura in lutto per la morte di Pierre Cardin. Era nato a San Biagio di Callalta 98 anni fa, dalla Marca l'inizio di un'avventura che ha portato il suo marchio in tutto il mondo. Senza tetto dorme nella bussola di una banca a pochi metri da Piazza dei Signori, la fotodenuncia postata su Facebook. Il comune invita a segnalare episodi come questi per aiutare chi è in difficoltà. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Inevitabilmente anche questo telegiornale trevigiano apre con il terremoto di questa mattina in Croazia, che è stato avvertito anche nella Marca, ma nel pomeriggio ci sono state poi altre scosse con epicentro nel Veronese. La cronaca di una giornata difficile parte da qui. Sono le 12:19 quando la terra trema a nord-est, una scossa avvertita in maniera nitida che in alcune zone scatena il panico con diverse chiamate ai vigili del fuoco. Da Trieste a Bolzano si registrano attimi concitati. Il centralino della nostra redazione va in tilt per la richiesta di informazioni. Le prime frammentarie notizie parlano di un sisma in Croazia. La gente si riversa in strada, soprattutto in Friuli, a Pordenone, fuggi dal Palazzo di Giustizia, dipendenti comunali in strada anche a Oderzo. Di minuto in minuto il quadro si delinea. L'epicentro è nella città di Petrigna, 44 km a sud-est di Zagabria, a 10 km di profondità. La scossa potentissima di 6.4 della scala Richter arriva a meno di 24 ore da un'altra scossa di 5.2 sempre in Croazia. Danni ingenti, crollano ospedale e asilo, muore una ragazzina di 12 anni. All'unità di crisi di Marghera il presidente Zaia viene allertato da una serie di chiamate e a pochi secondi dall'avvio del consueto punto stampa decide di raggiungere Conegliano e la fascia pedemontana, come spiega lui stesso nel primo pomeriggio. È una scossa che si è avvertita fortemente, tanto è vero che io ho dovuto abbandonare la conferenza stampa di Marghera per venire sul territorio, visto considerato che ci sono arrivate un sacco di telefonate, quindi non avevamo la dimensione se ci fossero stati danni, feriti o altro. Una volta appurato che in Veneto non si sono registrati danni, si mette in moto la macchina della solidarietà. Verso la Croazia si muove una colonna di vigili del fuoco, in allerta anche la protezione civile regionale. Abbiamo già dato la disponibilità al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di recarci con la nostra colonna mobile della Protezione Civile regionale in Croazia a supporto qualora fosse necessario. Alle 14:02 la terra torna a tremare a nord-est, stavolta l'epicentro a Salizzole nel Veronese di magnitudo 3.4 a 11 km di profondità. Seguono altre due scosse, sempre con epicentro a Salizzole. La più forte di 4.4 è avvertita nel Vicentino e nel Padovano, persino a Feltre e Lamon nel Bellunese. È di nuovo il panico con decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma non ci sono danni a persone o cose. Trenitalia decide di sospendere la tratta ferroviaria. Adesso cercheremo di capire anche l'evoluzione nelle prossime ore, niente panico, la situazione insomma è monitorata e mi spiace invece per le genti croate perché comunque hanno avuto una devastazione. La zona pedemontana quindi è quella dove le scosse sono state avvertite più distintamente. Queste le testimonianze raccolte sul posto. Pochi istanti dopo la scossa di terremoto sono state tantissime le chiamate dei cittadini che chiedevano informazioni, paura tanta, come ci spiegano questi ragazzi che lavorano a Conegliano. Sì, l'abbiamo sentita, eravamo in ufficio e ha tremato tutto l'ufficio e quindi ci siamo un attimo spaventati, ma insomma per fortuna è andata bene qua. L'abbiamo sentita bene, cioè tremava tutto, non siamo scesi però... Paura, sì, e per fortuna qui è andata bene. In zona pedemontana è stata sentita in maniera distinta. Sì, beh, Lampadario si è mosso per un bel momento. Sì. Un po' di paura. Un po' di paura. La scossa si è sentita parecchio,
non è durata molto, però insomma è andata. Paura un po'? Un pochino sì. Sentita voi? Ma un pochetto sì, l'abbiamo sentita, però dai, spero che stiano tutti bene, ecco, quello è l'importante. Anche a Treviso in prefettura i lampadari si sono mossi, per fortuna non si sono registrati danni nella Marca. Sì, si è sentito che sono palazzi antichi, quindi probabilmente sono anche, come dire, costruiti in maniera da non in qualche modo ovattare quella che è l'effetto. Speriamo bene, al momento non abbiamo elementi particolari. Tanti video e telefonate dei nostri telespettatori da ogni parte della provincia. Io ho guardato il lampadario qui del soggiorno e ho visto che si muoveva, quindi subito ho avuto la percezione, ho detto qui si tratta di terremoto e sì, sinceramente è stato veramente, cioè, una sensazione davvero brutta, perché mi sono sentita proprio le gambe che mi tremavano e non sapevo nemmeno io come reagire, cosa fare. Improvvisamente abbiamo sentito una sensazione tipo un brusio di fondo, sembrava quasi un rumore, e poi questa scossa che ha fatto muovere sia le boccette di vetro dei farmaci che i lampadari sospesi. E aveva clienti in quel momento? Avevamo un cliente, quindi ci ha guardati negli occhi, abbiamo preso il gatto e siamo usciti immediatamente in giardino a vedere cosa succedeva. La paura è stata tanta, anche perché ero da casa con i bambini e quindi ho chiamato subito i bambini in cucina che venissero vicino a me. E poi mio marito è salito anche lui, era fuori ed è venuto dentro casa per dirmi: guarda che c'è stata una scossa di terremoto, e in effetti il lampadario si muoveva tanto. Qua si è sentito chiaramente. Ho fatto un giro di telefonate e tutti zona do Son Coscio mi hanno confermato di averlo sentito, chi più, chi meno. Queste quindi le vostre testimonianze. Intanto sale a 7 il bilancio di vittime in Croazia, ma per tutti gli aggiornamenti siamo collegati con Giampaolo Botaccina, assessore regionale alla protezione civile, che saluto e ringrazio. Buonasera assessore. Tutti gli ascoltatori. Ecco, che aggiornamenti ci può dare? Oggi lei è stato in continuo contatto anche con Angelo Borrelli e le stesse istituzioni croate. Lo sono tuttora, abbiamo una videoconferenza in corso con Angelo Borrelli, abbiamo appena concordato che domani mattina forniremo e trasporteremo in Croazia una cinquantina di tende a supporto appunto degli sfollati, perché la situazione è abbastanza complessa, quindi ci saranno una cinquantina di tende del Friuli, una cinquantina di tende le abbiamo messe a disposizione noi come Veneto, e quindi, come avevamo detto fin dall'inizio, diamo il massimo supporto alla Croazia. Ci attiviamo immediatamente e quindi, come sempre accade, quando c'è bisogno di dare supporto, il sistema della protezione civile è sempre sul campo, e quindi in questo momento si stanno già organizzando per il trasporto. Di quanti uomini stiamo parlando, assessore? Ma in questo momento ci hanno chiesto sostanzialmente le tende, non ci hanno chiesto un supporto di uomini. Per il momento, ecco, non so se riuscite. Sì, adesso la sentiamo, prego assessore. E mi arrivano continuamente chiamate sul telefono, quindi questo può creare qualche problema. Dicevo, ci hanno chiesto le tende e quindi manderemo le tende con una squadra ridotta di persone. Ovviamente abbiamo dato la disponibilità anche, qualora fosse necessario, di una colonna mobile, ma in questo momento non ci è stata richiesta, quindi noi siamo in stand-by, intanto portiamo le tende e poi dopo, se dovesse essere necessario, abbiamo pronti anche gli uomini, ovviamente in base alle richieste che ci fanno, perché, come dico sempre, i nostri volontari hanno varie specializzazioni, quindi in base a quello che ci chiedono le squadre potranno essere più o meno numerose e con varie specializzazioni. Assessore, le chiedo, poi nel pomeriggio l'epicentro, anzi gli epicentri si sono spostati nel veronese, soprattutto nella bassa parte della provincia di Verona. Ci sono state 3 scosse in 2 ore, una di queste 4.4 della scala Richter, una scossa che è stata avvertita anche nel Bellunese, persino nel Bellunese, a Lamon, nel Feltrino. Gli eventi sono collegati? C'è una spiegazione? Ma allora, io sono in costante collegamento con l'OGS, l'istituto di Trieste, con il quale abbiamo una convenzione per il monitoraggio appunto
utilizziamo la sua rete sismica, e con il presidente dell'OGS, il professor Nicola Casagli, che ho sentito anche prima. E la faglia veronese è diversa rispetto a quella che ha colpito, che ha interessato i sismi, perché sono più di uno. Quello di oggi è stata la scossa più grossa, ma ce ne sono state 3 abbastanza importanti anche ieri nella zona croata. Però è altrettanto vero che, mi dice il professor Casagli, è in atto un movimento un po' in tutto il nord-est, e quindi l'attenzione che noi riponiamo è la massima attenzione, ovviamente. Grazie davvero Assessore, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci. Era Giampaolo Bottacin, assessore regionale alla protezione civile. Da un'emergenza all'altra, perché ci sono i dati di giornata del Covid, 1504 nuovi casi di positività nelle 12 ore nella giornata di oggi. Se guardiamo alle 24 ore parliamo di 2806 nuovi casi. Sul fronte dei decessi parliamo di 180 nuovi decessi in più a livello regionale, ma qui deve essere fatta una precisazione molto importante, perché diversi decessi, alcune decine, sono state caricate solo oggi e si riferiscono ai giorni di fatto del Natale. È una precisazione che è stata fatta anche dall'assessore Lanzarin. Se guardiamo al dato trevigiano parliamo di 377 nuovi casi di positività nelle 24 ore, 165 nella giornata di oggi, 16 decessi. Sul fronte dei decessi si superano così i 900 morti dall'inizio della pandemia in terra di Marca. E anche questa sera il sondaggio di Ring ruota attorno al Covid, all'emergenza che stiamo vivendo, a questa emergenza senza fine. La domanda è questa: spettro, terza ondata, meglio un Veneto arancione? Il dibattito di queste ore è concentrato proprio su questo. Cosa ne sarà del Veneto dopo il 7 gennaio, quindi quando finirà la zona rossa arancione che è stata imposta a livello governativo su tutto il territorio nazionale? Questa è la domanda, quindi meglio un Veneto arancione? Se la vostra risposta è sì, il numero è quello verde, 0422 1626 691. Se la vostra risposta è no, il numero è quello in rosso, 0422 1626 690. La chiamata, come sempre, è gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring, in studio con Nicola Zanetti a partire dalle 21:15. Rimaniamo in tema, perché i tamponi rapidi per verificare la positività al Covid-19 si potranno effettuare anche in farmacia. La Regione del Veneto ha dato il via al protocollo che aumenta la possibilità di effettuare i controlli. Vediamo. Verificare la propria positività o meno al Covid-19 diventa più facile. Presto lo si potrà fare anche in farmacia. La Giunta regionale ha approvato il protocollo con le farmacie che, aderendo su base volontaria, potranno in spazi adeguati effettuare test rapidi a chi lo richieda, senza peraltro la necessità di presentare una prescrizione medica. Le farmacie devono, come dicevo, garantire degli ambienti consoni e quindi prevedere, se no, di utilizzare gli spazi fuori dagli orari di apertura, quindi alla sera, quindi organizzarsi eventualmente. Devono avere il personale sanitario e poi devono inserire l'esito del tampone rapido antigenico, sia che sia positivo o negativo, all'interno del portale regionale. Proprio l'esito dei tamponi, intanto, quindi il numero dei positivi in Veneto rispetto alle altre regioni, continua a far discutere a livello nazionale. Ma non è vero, ha spiegato dati alla mano il segretario generale alla Sanità del Veneto Luciano Flor, che si tratti di cifre alte, un fatto dimostrato partendo dai numeri di oggi. 13% per voi, che è quello di oggi, fa 36? Chi è che ha detto 36? Chi ha detto 36 non è capace di fare questa operazione. I dati non sono inventati, sono pubblici dati. A me dà fastidio che si voglia continuamente cercare un punto dove trovare un appiglio. No, per dire, rendiamo noti tutti gli andamenti, rendiamo noti tutti i dati.
Sempre riguardo i dati dei positivi, poi, in Veneto, ha ricordato l'assessore Lanzarin, vengono registrati sia i tamponi rapidi che molecolari, cosa che altri non fanno. Proprio per questo, tra poche ore arriverà una circolare del Ministero della Salute che cambierà il metodo di calcolo in vigore e darà una lettura unica dei dati a livello nazionale. Il piano di vaccinazione in Veneto, intanto, prosegue al ritmo di 38.000 dosi alla settimana. Questa prima fase ci consente di avere un piano che per fine gennaio vede vaccinato tutto il personale sanitario, vede vaccinato personale e ospiti delle residenze assistenziali e di tutti i centri dove ci sono disabili, dove ci sono varie forme di ricovero sul territorio. Tutti almeno con la prima dose, dal 18 gennaio partirà anche il richiamo. Nel frattempo l'ULSS 2 Marca Trevigiana ha messo a punto i prossimi step della campagna vaccinale. Già entro questa settimana è in arrivo 5.793 dosi di vaccino. La prima fase di immunizzazione prenderà il via venerdì 1 gennaio all'ospedale Cafoncello per proseguire poi con Vittorio Veneto, Montebelluna domenica 3 gennaio per finire con Conegliano, Oderzo e Castelfranco dove si vaccinerà il 6 gennaio. Nell'arco di 4 giorni vaccineremo tutto il personale dei nostri 6 presidi ospedalieri, vale a dire oltre 6.000 persone, spiega il direttore generale Francesco Benazzi. Nelle RSA le vaccinazioni prenderanno il via invece dopo il 4 gennaio. L'obiettivo è di completare la vaccinazione di tutti gli ospiti e il personale, in totale circa 15.000 persone nell'arco di 3 settimane. La somministrazione del vaccino inizierà dalle strutture Covid-free. In questo contesto si sviluppa proprio il dibattito sui vaccini anti-Covid e la loro obbligatorietà. Monta sempre di più quindi la discussione e interviene anche l'Ordine dei Medici. Rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sociosanitari, un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede ma che divide anche la stessa maggioranza di governo. Per l'Ordine dei Medici però non ci sarebbero molti dubbi. Da un punto di vista deontologico il concetto della obbligatorietà della vaccinazione è assolutamente, per gli operatori sanitari evidentemente, è assolutamente pacifico. Vale la priorità della salute collettiva rispetto alla libertà di seguire la salute individuale. Guarini sposa poi la posizione del presidente dell'Ordine Nazionale Anelli, che ha parlato di un patentino di immunità. Come requisito essenziale per i reparti critici, quindi mi riferisco terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia. Ecco. Il presidente dell'Ordine di Treviso liquida così eventuali mal di pancia che potrebbero nascere all'interno della categoria. Un collega che ha avuto una formazione scientifica non possa diciamo, liberarsene e assumere posizioni assolutamente aleatorie semplicemente per spirito di contrarietà. Ma se dovessero arrivare forme di rifiuto? L'obbligo del rispetto della deontologia deve diciamo in qualche maniera prevalere, insomma gli ordini dovrebbero vigilare anche su questo aspetto. Quanto ai trevigiani invece sono sempre più convinti della bontà del vaccino e quindi di vaccinarsi. Lo faccio subito appena arriva. Ieri che effetto le ha fatto vedere insomma, il primo giorno di vaccino? Un po' di luce in fondo al tunnel, finalmente. Speriamo almeno, perché guarda, è impossibile vivere in queste situazioni. Sicuramente sì, penso che sia un successo, io lo ritengo tale. E quindi sicuramente lo farò. Si prenoterà? Sì, so che c'è questo piano dove a seconda dell'età insomma saremo chiamati. Io confido molto nell'istituzione ovviamente. Non ci hanno spiegato se ci sono delle controindicazioni, quindi stanno iniziando con questi vaccini. Diciamo che la voglia di stare bene, la voglia di libertà, di voglia di ritornare ad abbracciarsi e di stare bene, quello ce l'abbiamo tutti, quindi la parola è una sola e inizia con la S maiuscola, speranza. Lo farà? Non lo so, voglio informarmi bene prima. Non lo so, non sono sicuro. Di certo che lo farò, mamma mia. Lei si fida? Lo facciano in tanti.
Assolutamente sì, e penso che sia la cosa più giusta per tutti da fare. Vediamo quando è disponibile, è da farsi, diciamo, tutto quanto. Penso di sì. Certo, subito. L'altro fronte, lo abbiamo detto, è quello dei test rapidi in farmacia. Le farmacie che si sono attrezzate potranno partire già domani, e questo anche nella Marca. Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto perché lo vediamo come un servizio sociale. Così il presidente di Farmacie Unite, Gariboldi Muschietti, dopo l'intesa con la Regione per effettuare nelle farmacie i test rapidi. Già definita l'organizzazione. Chi ha gli spazi interni con entrata separata lo può fare presso la farmacia. Chi non ha gli spazi interni lo può fare in una zona adiacente alla farmacia, magari con un gazebo o qualcosa del genere. E chi invece lo vuol fare ugualmente potrà farlo a farmacia a battenti chiusi, nel senso dopo la pausa pranzo oppure dopo la chiusura serale. Non sarà necessaria la prescrizione medica, bisognerà invece prenotare l'appuntamento. Chiunque potrà richiedere il test. Purché non sia affetto da evidente coronavirus, nel senso con i sintomi. Al momento sono una cinquantina in provincia di Treviso le farmacie che hanno aderito al progetto, ma altre potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni una volta definita l'organizzazione interna. Chi è attrezzato può partire già domani. E le prefetture sono in prima linea, a cominciare da quella di Treviso, soprattutto per la sorveglianza della fase di arrivo e stoccaggio dei vaccini. Sul tavolo poi c'è anche la questione dei trasporti. Sull'arrivo e lo stoccaggio dei vaccini vigilano, oltre alle autorità sanitarie e alle forze dell'ordine, le prefetture di tutta Italia. Nella Marca è atteso a ore l'arrivo all'ospedale di Vittorio Veneto di 5.793 dosi di siero. Su questa nuova fase si è svolto ieri nel Palazzo di Piazza dei Signori un tavolo ristretto. Ci sarà la vigilanza ovviamente sia al sito di stoccaggio che, come sappiamo, è Vittorio Veneto, e poi anche quelle che saranno le movimentazioni sul territorio. L'incontro è servito soprattutto per calibrare un po' quelli che sono, diciamo, lo scambio di informazioni che deve essere dato, deve provenire ovviamente dalle autorità sanitarie sia sugli arrivi ma anche su come poi loro intendono organizzare le vaccinazioni sul territorio, quindi ci saranno individuati dei punti. Questo avverrà quando la vaccinazione inizierà a interessare direttamente la popolazione. L'auspicio di tutti è che sia il prima possibile. Io credo che orientativamente già per la fine di gennaio, forse anche prima, si dovrebbe cominciare. L'altro fronte aperto per la prefettura è la scuola. Nella Marca era di fatto approntato il piano per il rientro in presenza il 7 gennaio del 75% degli studenti delle superiori, che prevedeva ingressi scaglionati nella prima settimana. Ora, con la percentuale abbassata al 50%, contiamo di poter evitare questa, diciamo così, per la prima settimana questo ingresso diciamo così differenziato, e poi di capire se già poi la settimana successiva si sarà in grado comunque di approntare quanto necessario senza questa diciamo così distinzione di ingresso, se invece dovremo ripristinarla per una settimana, così come era previsto in origine. Domani ci sarà un incontro domani pomeriggio appunto con il Presidente, con la donna e con la dottoressa Sardella, e faremo un po' il punto della situazione. Adesso per noi c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in diretta per parlare della morte di Pierre Cardin. Veneto e Marca trevigiana in lutto. Lui è nato qua e erano contadini praticamente i suoi, tant'è che viveva in uno stato di povertà, perché un fratello che io ho conosciuto, che è nato a abitare a Padova, era stato adottato da una famiglia qua di Genzon di Piave. È partita da questa casa di Sant'Andrea di Barbarana, in comune di San Biagio di Callalta, l'epopea di Pietro Costante Cardin, poi diventato l'inimitabile Pierre Cardin. È qui che nasce il 2 luglio 1922 in una famiglia di facoltosi agricoltori finiti in povertà dopo la Grande Guerra, una miseria che spinse la famiglia a trasferirsi in Francia, dove da apprendista in un piccolo negozio diventa, dopo una lunga gavetta, primo sarto della Maison Christian Dior. Nel 1953, poco più che trentenne, fonda la sua casa di moda. Il suo stile futurista, i suoi tagli geometrici è l'inizio del mito. Cardin diventa anche imprenditore immobiliare, acquista ristoranti e hotel, tornando alla ribalta nel suo Veneto con il progetto avveniristico della Torre Cardin a Marghera, ma nel 2013 l'opera viene archiviata per una serie di niet. Ma Venezia e il Veneto sono sempre state nel suo cuore. Sono nato a Venezia, è la mia patria, è la mia città.
Piangiamo la morte di un figlio della nostra terra, afferma il sindaco di San Biagio Alberto Cappelletto. Di genio parla invece Mario Conte, sindaco di Treviso, città che gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. A ricordarlo lo stesso governatore Zaia. Un personaggio eclettico, un personaggio di visione, e faccio le mie condoglianze ai familiari più stretti, in particolar modo al nipote Rodrigo, che lo ha sempre seguito in tutti questi ultimi anni. Vi raccontiamo adesso la storia di un senza fissa dimora che arriva dal cuore di Treviso. La notte prima della nevicata, quella di domenica, un senzatetto sceglie la bussola dell'Unicredit di Piazzetta Aldomoro, quella a cui si accede per prelevare dal bancomat, per trascorrere le ore più fredde. Una cittadina in passeggiata con il cane fotografa la scena che avviene nel cuore del centro storico e la posta sui social, spiegando di aver visto il senza dimora dormire lì altre volte e chiedendosi se non ci sia in città una struttura che accolga chi non ha una casa. L'emergenza freddo è attiva, quindi Treviso ha posti letto a sufficienza per poter rispondere ad esigenze di questo tipo. Io invito le persone che si trovano a incontrare nella loro camminata, nella loro passeggiata, persone in difficoltà di questo tipo, anche in altre difficoltà, a contattare il centralino della polizia locale. La polizia locale poi, una volta che incontrerà la persona, darà l'orientamento. Una procedura che non porta automaticamente a una soluzione. Qualunque forma di aiuto deve essere accettata dalla persona. L'asilo notturno di via Pasubio, di posti letto ne ha 20, Caritas e volontari della Sant'Egidio danno un ulteriore importante contributo, ma in questo Natale la solidarietà è arrivata anche dall'esterno, come il ristoratore che, chiedendo di rimanere anonimo, ha donato 120 pasti per i senza tetto la vigilia di Natale. Ha fatto diventare un momento di criticità, il suo, quello di una zona rossa, che ovviamente ha influito negativamente sulla sua attività, l'ha fatta diventare un'opportunità per 120 persone seguite dal servizio sociale e dalle associazioni del territorio, in questo caso da Caritas. Quindi la rete c'è e siamo pronti ad intervenire. Andiamo adesso a Belluno. In apertura la morte a soli 44 anni per polmonite da Covid di Elvi Viel, informatico molto attivo nel volontariato, residente a Ponte nelle Alpi. Elvi, che lavorava per la ditta SIT di Belluno, aveva accusato i primi sintomi 3 settimane fa, poi la situazione è degenerata. Si tratta della più giovane vittima bellunese del Covid dall'inizio della pandemia. Scout fin da bambino, Elvi era cresciuto nel gruppo Scout di Longarone, diventando membro attivo e fondatore del gruppo di Follina nel Trevigiano e Scout d'Europa. Lascia la moglie, che è medico di base a Ponte nelle Alpi. Tante le manifestazioni di cordoglio dal sindaco di Ponte nelle Alpi Vendramin a quello di Longarone, Roberto Padrin. Parliamo adesso del maltempo che continua a imperversare in provincia. Dopo una breve tregua, la perturbazione che ha portato abbondanti nevicate nel Bellunese ha ripreso forza e consistenza dalla tarda mattinata di oggi, aggiungendo, se possibile, ancora più disagi a quelli già esistenti. È soprattutto nel capoluogo la situazione peggiore, con strade simili a sentieri di guerra, con neve spalata poco e male, enormi cumuli a ridosso dei marciapiedi che bloccano i camminamenti. Gli uffici comunali sono stati tempestati di chiamate da cittadini infuriati, molti dei quali finita il pronto soccorso per traumi da cadute. Dovremo rivedere l'appalto che abbiamo esternalizzato, ammette l'assessore competente Biagio Giannone, a cui non è sfuggita la situazione imbarazzante che dal centro cittadino si estende fino alle frazioni e non è ancora finita. Ed è stata una giornata difficile anche in tante altre zone del Bellunese, contrassegnata dai disagi. La giornata vissuta anche a Longarone, sia lungo la statale di Alemagna che sulle strade interne. Sulla 51 sono addirittura entrati in azione, lo vedete dalle immagini, i carabinieri con le pale. Traffico letteralmente in tilt da e per l'alta provincia di Belluno. Lo stesso sindaco di Longarone, Roberto Padrin, sui social ha parlato di una situazione critica e ha chiesto scuse ai cittadini per i disagi patiti. Ringrazio gli operai che stanno lavorando, ma ce ne sono pochi anche a causa del Covid, oltre a un problema che si è registrato a un mezzo. Questo maledetto 2020, dice Padrin, non poteva finire peggio.
E oggi è stato l'ultimo giorno in prefettura a Belluno per il prefetto Cogode, che così ha salutato i bellunesi puntando su prevenzione e tutela della legalità. Sì, l'augurio per questa città è quello di resistere a fronte di tutto quello che è successo, sia con la pandemia e chiaramente anche con le emergenze territoriali. Affaticata dalle ore convulse per riordinare le ultime cose prima di lasciare al suo successore un mandato di continuità, la prefetto Adriana Cogode è pronta a salutare Palazzo dei Rettori a poco più di un anno dal suo insediamento. La sua è stata un'esperienza di forte crescita in un territorio capace di resistere alle difficoltà, dotato di grande senso civico e di istituzioni che hanno dimostrato di essere accanto ai cittadini. La prefetto nella sua ultima giornata nel capoluogo esprime parole di gratitudine soprattutto nei confronti del personale sanitario, ogni giorno innovativo rispetto all'incedere dell'emergenza imprevista. Elogi alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e al personale del soccorso alpino, sempre presenti e capaci di cogliere le necessità della popolazione, alla quale Adriana Cogode chiede di avere ancora più coraggio di quello già espresso. Resistere, essere coraggiosi e soprattutto avere molta speranza, perché questo territorio ha molte qualità e riuscirà veramente a riprendersi benissimo. Tenacia, positività, altruismo. Nella valigia ideale che porterà la prefetto ad assumere medesimo incarico a Prato sono questi i valori identificativi di una provincia dalla quale, ammette, è difficile allontanarsi. Le caratteristiche di questo territorio sono così preziose che probabilmente anche periodi bui come quello che abbiamo attraversato, che probabilmente ancora a cui dovremo andare incontro, sicuramente qui sarà veloce la rinascita. Domani mattina a Palazzo dei Rettori le subentrerà Sergio Bracco, prefetto di prima nomina, dopo essere stato questore di Milano. Fine anno, tempo di bilanci anche per la Polizia Provinciale di Belluno. 135 interventi per sinistri stradali con fauna selvatica, 438 interventi di recupero di fauna selvatica morta o in difficoltà, 103 sopralluoghi di accertamento presso allevamenti colpiti da attacchi da grandi carnivori, 11 interventi della squadra cinofila antiveleno, l'unica operativa nell'area delle Alpi orientali, oltre 500 persone controllate in luoghi isolati in ambito montano e rurale. Sono solo alcuni dei dati dell'attività svolta nel corso dell'anno dalla Polizia Provinciale di Belluno, che stamani ha presentato il proprio consuntivo. Numeri importanti anche nell'ambito delegato di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, che ha portato a elevare 39 verbali amministrativi e al deferimento di 11 persone all'autorità giudiziaria, nel 75% dei casi per violazioni delle norme sulla caccia, uccisioni o catture di animali protetti con mezzi vietati o mancato rispetto delle distanze di sicurezza da strade o abitazioni. Nell'ambito di queste operazioni sono stati sequestrati 13 mezzi di caccia vietati, 17 esemplari catturati illecitamente, di cui 12 restituiti all'ambiente naturale. Certo, il Covid quest'anno ha limitato e di molto il lavoro svolto sul territorio, ad esempio quello dedicato al monitoraggio della fauna selvatica, e perciò il 2020 si conclude con stime di massima relative alla presenza di caprioli, cervi, mufloni, camosci, complessivamente circa 35.000 ungulati selvatici, mentre per i grandi predatori è stato possibile accertare il passaggio a Caserarazzo dell'orso Francesco, un esemplare di circa 8 anni, di verificare ancora la presenza di almeno 7-8 branchi di lupi e di aver individuato il ritorno in Comelico dello sciacallo dorato. Le denunce per i danni causati dalla fauna selvatica sono pari a 290.000 euro di richieste, 104 le richieste di indennizzo per i danni causati dal lupo. Il 2020 per il settore caccia e pesca della provincia si conclude con un doppio successo sul fronte giudiziario. Il calendario venatorio, per 2 volte oggetto di impugnative dinanzi al TAR, è stato validato a dimostrazione della bontà del lavoro svolto a Palazzo Piloni. Marco Stabile, giornalista e collega di Tele4, Andrea Penzoiello, Veneto Imprese Unite, Giacomo Possamai del Partito Democratico, Alberto Stefani, deputato della Lega e nuovo coordinatore regionale del partito, Filippo Gallocchio del Movimento 5 Stelle. Sono loro i protagonisti di Ring questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3, in studio con Nicola Zanetti. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e
Giuseppe Belluno è quindi tutto, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Adesso le previsioni del tempo, buon proseguimento. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. La perturbazione lentamente abbandona l'Italia e anche sul nostro territorio la situazione tornerà ad essere via via più stabile. Vediamo insieme la situazione di mercoledì 30 dicembre. Sul Veneto cielo in prevalenza nuvoloso, ma con schiarite anche significative in montagna. In pianura e nelle valli invece insisteranno parecchie nebbie e nubi basse, specie durante le ore più fredde della giornata, ma sarà bassa la probabilità di piogge. Temperature minime in lieve calo, comprese tra -3 e 2 gradi, valori massimi invece tra i 5 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino non si escludono delle precipitazioni, anche qui migliorerà con il passare delle ore con più sole. Temperature minime fino a 5 gradi, massime invece sugli 8-9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, tempo decisamente stabile, qualche foschia o nebbia mattutina, ma in rapido dissolvimento e a prevalere sarà il sole. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime invece sui 3-4 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio fiamma.